Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, martedì 15 marzo. A causa del caro gasolio non soffre solamente il settore della pesca, che reagisce tenendo le barche in banchina, ma anche il settore agricolo, che a Chioggia consiste in un ambito importante. È la denuncia che fa Coldiretti, la quale evidenzia la situazione che si sta vivendo nei campi a causa dell'aumento dei carburanti, che rende ingestibili alcune pratiche agricole, già rese difficili dalla difficoltà di reperire alcuni materiali. Ora, come afferma Carlo Salvan, presidente dell'associazione polesana Coldiretti Rovigo, si lavora in perdita. La situazione è molto instabile, non è possibile una programmazione precisa e puntuale delle attività agricole. A causa del raddoppio del prezzo del gasolio negli ultimi tempi, alcuni agricoltori hanno spento le serre. Si usano i macchinari il meno possibile. Quello che preoccupa sarà anche l'aumento della semina, del costo della produzione e a causa degli aumenti delle materie prime e quindi anche del raccolto. Una situazione molto preoccupante in quanto, come afferma, è a rischio la sovranità alimentare di un intero paese. La situazione sta diventando preoccupante non solo sul versante produttivo, ma anche su quello dei trasporti. E la bilancia dei costi è sproporzionata a svantaggio del guadagno. Il rischio è che il prodotto, sia agricolo che ittico, diventino di difficile reperibilità a causa degli impedimenti per il loro approvvigionamento, facendo arrivare sulle nostre tavole prodotto estero con una perdita di territorialità, un evento che avrebbe molte ripercussioni e impatti economici. Coldiretti un paio di settimane fa ha iniziato a manifestare a Marghera in modo pacifico, coinvolgendo il mondo agricolo e quello della pesca. È necessario continuare a far sentire la propria voce. Dopo lo sciopero della scorsa settimana, la marineria di Chioggia lunedì ha ripreso il mare, uscendo normalmente senza problemi, nonostante le voci messe in giro da qualche facinoroso che ha cominciato a far pubblicare e inviare ai gruppi di WhatsApp destinati agli armatori italiani notizie fake sull'andamento della situazione. Al termine dell'assemblea di sabato si stava decidendo ancora per interrompere l'agitazione tornando a lavorare, anche per dare sollievo economico ai marinai di bordo, ai quali 2 giornate di pescato, dopo una settimana di fermo, avrebbero consentito un po' di ristoro. Nonostante si fosse ancora in fase di decisione, quindi non si sapesse ancora se si sarebbe andati o meno, Francesco Calderoni, armatore di Civitanova Marche, che era intervenuto alla riunione, dava voce a un quotidiano online che Chioggia si decideva di fermarsi. Affermazione di una certa importanza, visto che molte marinerie aspettavano la decisione di Chioggia per decidere da farsi. Non solo, c'è giunto un vocale in cui si affermava che le marinerie che avevano deciso di uscire sarebbero rientrate a breve a causa di tensioni causate dall'agitazione. I pescatori interpellati a riguardo hanno affermato che la situazione era invece nella norma, non c'erano tensioni, l'argomento sciopero era addirittura stato accantonato. Voci di corridoio hanno affermato anche che i più facinorosi, la cui intenzione era di bloccare il settore ittico su tutte le coste italiane, già ieri avevano cominciato una campagna di minacce e di atteggiamenti autoritari, atti a spaventare gli equipaggi, costringendoli a tornare in banchina per paura di ritorsioni. Un modo poco democratico per invitare le marinerie a dimostrare il proprio dissenso. Il giorno 18 marzo prossimo, presso l'Auditorium San Nicolò a Chioggia, si terrà il concerto La Grande Polifonia nasce a Chioggia, con il coro della Scuola di San Rocco, diretta dal maestro Francesco Erle. Musiche di vari autori, incluso Zarlino. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, prezzo del biglietto intero 15 euro, ridotto 13, con prevendita presso lo stesso auditorium.
dove si terrà lo spettacolo a partire un'ora prima dell'inizio dello stesso. L'accesso sarà consentito previa presentazione del Green Pass e nel rispetto delle norme vigenti. Preferibile quindi la prenotazione ai numeri 327 332 4469 e 347 496 7557. Ieri sera, nella cornice della splendida chiesa della Santissima Trinità in centro storico a Chioggia, si è tenuto il tanto atteso incontro con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, già rimandato a dicembre a causa dell'innalzamento dei casi Covid, per la presentazione del suo ultimo libro Ragioniamoci sopra, dalla pandemia all'autonomia, un'attenta disamina dell'iter vissuto allo sbaraglio a partire dalle prime fasi della pandemia. Al termine dell'incontro, il presidente si è dedicato a firmare le copie del suo libro a una folla entusiasta. Oggi a Chioggia arriva la 9ª edizione di Una vita da social, una campagna educativa itinerante organizzata dalla Polizia di Stato, patrocinata dal Comune di Chioggia, per sensibilizzare sulle insidie che si possono nascondere nella rete per i minori. L'iniziativa consiste in 73 tappe su tutto il territorio nazionale, con conclusioni a fine aprile a Roma. Si impernia sui social network e sul cyberbullismo. Basti pensare che un minore su 2 è vittima di violenze ed il dato è in netta crescita tra i giovanissimi. Nelle scorse edizioni gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato oltre 2,5 milioni di studenti sia nelle piazze che nelle scuole, 220.000 genitori, 125.000 insegnanti per un totale di 18.500 istituti scolastici e oltre 350 città sul territorio, una pagina Facebook con oltre 132.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online. Spiega il sindaco Mauro Ormelao che l'obiettivo è quello di fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime. È necessario prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, mettendo in atto una forma di prevenzione che passa proprio attraverso la formazione. Allenare la consapevolezza dei ragazzi all'uso del web, accompagnati dal personale della Polizia di Stato per conoscere meglio i pericoli che si nascondono in questo mondo in cui sono immersi. Questa mattina sono coinvolte in varie iniziative le scuole del territorio e fino alle ore 16 in Corso del Popolo, fronte al municipio, sarà presente un track allestito con un'aula didattica multimediale, dove gli operatori della Polizia Postale potranno incontrare gli studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online, con un linguaggio semplice ma esplicito adatto a tutte le fasce di età. Per fare della rete un luogo più sicuro occorre continuare a diffondere una cultura della sicurezza online, in modo da offrire agli studenti occasioni di riflessione ed educazione per un uso consapevole degli strumenti digitali. I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenagers. Dalla ricerca di scuola.net per una vita da social emerge che un ragazzo su 3 sul proprio social di riferimento possiede un account falso. Sono circa il 28% quelli che dichiarano di averne uno oltre quello ufficiale, il 5% è presente solo con un fake. Perché questa identità anonima?
principalmente per conoscere gente nuova senza esporsi troppo online, oppure per controllare i propri amici senza che loro lo sappiano, nonché per controllare tutti quelli da cui sono stati bloccati. Non manca chi ricorre ai fake per controllare il proprio partner o chi cerca di sfuggire al controllo dei propri genitori. Aggiunge il sindaco Mauro Armelao che non è sempre semplice per gli adulti comprendere il bisogno dei giovani e i modelli di riferimento. Giovani che sempre più spesso restano contagiati da modelli social trasgressivi completamente sconosciuti ai genitori. Il mio invito, riprende Armelao, è che proprio i genitori, perché vengano a visitare il track in Corso del Popolo, comprendere di più le dinamiche del web, aumentare il dialogo e lo scambio di informazioni con i figli su quanto accade nel mondo virtuale. Mercoledì 16 marzo, domani, sarà Alma, la prestigiosa scuola internazionale di cucina italiana, a dare inizio, con il suono della campanella, alla rituale asta pomeridiana del pesce al mercato ittico all'Ingrosso di Chioggia. L'incubatore più noto di star chef italiani e stranieri ha scelto proprio Chioggia per una visita formativa alla scoperta delle ricchezze dell'Alto Adriatico e della cucina di mare. Una cinquantina di aspiranti cuochi stellati arriverà quindi in mattinata per un tour e una full immersion experience di carattere gastronomico che li porterà dapprima ad imbarcarsi e visitare con una guida di Matteo Grego, Pellestrina, Cozza Mitilla e Ostrica Cloo, poi al centro di stabulazione Bivalvi Crame, quindi allo stabilimento Indiga dell'imprenditore Ivano Boscolo Bielo, per un pranzo curato dal resident chef M400 Andrea Pensotti, il cui menù esalterà una miscellanea di prodotti, sapori e ricette della tradizione chioggiotta, il pescato del mercato ittico e di Grego Pesca, le ostriche, i fasolari, le cozze, il radicchio di Chioggia IGP, i bossolà del Mediterraneo, fino ad arrivare ai vini del Cava Escovado del Veneto orientale. Il tour si concluderà al Museo di Zoologia Adriatica Olivia, Palazzo Grassi, già sede del Dipartimento di Biologia Marina dell'Università degli Studi di Padova, vero e proprio scrigno di cultura marina. A breve distanza dal gemellaggio con la confraternita del Baccalà, la Vicentina, in occasione del Derby Veneto nella candidatura di Chioggia Vicenza a capitale italiana per la cultura del 2024, il mercato ittico di Chioggia incassa un altro importante risultato in termini di visibilità e promozione. Anche il Festival della Cucina Veneta, sempre più attento alla tradizione culinaria lagunare di mare, e Chioggiapedia sono tra i partners dell'evento. A dare il benvenuto ai prossimi astri del circuito stellato internazionale saranno il sindaco Mauro Armelao, il vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, il consigliere regionale Marco Dolfini, il presidente del consiglio comunale Beniamino Boscolo Capon e presidente di Arte Ven Massimo Zuin, il presidente di Cultura e Cucina Paolo Caratossidis e il direttore del mercato ittico all'Ingrosso Emanuele Mazzaro, regista dell'iniziativa. La società Chioggia, Ortomercato del Veneto di Brondolo, ha presentato un avviso pubblico invitando a presentare una manifestazione di interesse per individuare soggetti a cui affidare l'uso di alcune aree scoperte e coperte all'interno del compendio del mercato ortifrutticolo. I soggetti che intendano proporsi devono avere come ambito l'agroalimentare. Si tratta di 2 spazi, il primo consistente in un'area del padiglione est di 850 metri quadrati, suddivisi in 3 lotti, e di un'area scoperta di 300 metri quadrati. Il secondo di un'area coperta di 600 metri quadri con 2 celle frigorifere e uno spazio esterno. La manifestazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 15 marzo, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!